Vedi, non mi siete addormentati. Allora, la mia paura è che qualche strumentista stava sempre rallentando il ritmo, ho detto fra un po' bisognerà riprendere con qualche marcetta. Va bene. Tutti noi abbiamo terminato questa seconda parte. Allora adesso per rilassarsi un pochettino chiamo Antonio, dov'è Antonio? E allora, Antonio, e chi l'altro? E Costantino. Dov'è Costantino? Bravissimo. Allora, nel nostro spettacolino musicale alcuni momenti un po' rilassanti. Siccome non mancano mai i ragazzi dotati di una certa verve, di una certa spontaneità nel raccontare avvenimenti, racconti, barzellette, quest'anno ne ho scoperto altri due, senz'altro le colleghe maestre conosceranno perché li hanno allevati loro, quindi 5 anni a forza di raccontare barzellette, qualche duna l'ho ripresa io. Allora, inizia Antonio. Mi raccomando Antonio, ripeto le stesse cose che ho detto l'anno scorso, barzellette pulite. Perché ogni tanto mi sorprendo. Io dico sempre, guarda quando che sia pulita, tac, al momento opportuno, la parolina. Dice, perché è sporca? È lo spirito dei ragazzi di oggi. Allora, sei pronto? Hai paura? Hai paura? Allora, presenta su. C'è questa donna che va a partorire in questo ospedale dove Si sente? mettono i bambini in ordine di bellezza. Fa il primo piano, c'è scritto bambini bellissimi. Entra, cerca il suo figlio che si chiama Ciro. Lo cerca ma Ciro non c'è. Fa l'altro piano, allora c'è scritto bambini belli. E allora entra e cerca Ciro e Ciro non c'è. Va al piano più in alto e c'è scritto bambini carini. Cerca Ciro e Ciro non c'è. Va all'altro piano, c'è scritto bambini brutti. Cerca Ciro e Ciro non c'è. Va all'altro piano, bambini bruttissimi. Cerca Ciro e Ciro non c'è. E allora va all'altro piano, con una porticina piccola piccola c'è scritto Ciro. Chiede al pescivendolo: oh signor, questo è dei pesciesti. Questo è un pesce molto prezioso che costa a mela e non a bibliare. Allora va avanti e chiede: e questo è dei pesciesti? Questo si chiama Sparlo, Sparletta e Sparlotta. No, troppo nome, poi mi confondo già mente, no, non mi piace. Va ancora avanti e dice: questi dei pesciesti, che mi pare di un pesce spaziale. Questo è un pesce che costa a me, come si chiama? Questa è saligusta. Ma saligusta quali è? Costa o costa? Non si
Allora, non sai che questa invece è questa. Ah, noi questa è questa, ah, bella questa. E allora chiede, e quanto costa? Questa la diamo viva a 75.000 lire. E il te, come l'immobiliare? E poi chiede, è morta la diamo 25-30.000 lire, tanto poi siamo in dei due. Allora, adesso, ovviamente Costantino è molto emozionato. Adesso passa su. Sei pronto? Pulite? Tranquillizzami per favore. Dunque c'è questo bambino un po' decappato che fa per questa città per chiedere i nomi di tutte le bambine. E allora incontra una prima, sta giocando, e dice: e tu come ti chiami? Perché? Perché quando ero piccola mi è caduto un petalo di viola sulla testa e mi hanno chiamato Viola. Va bene. Ne prende un'altra che è per strada e tu come ti chiami? Margherita. Perché? Perché quando ero piccola mi è caduto un petalo di Margherita sulla testa e allora mi hanno chiamato Margherita. Va bene. E tu? E tu come ti chiami? Rosa. Perché? Perché quando ero piccola mi è caduto un petalo di rosa sulla testa e allora mi hanno chiamato Viola. Rosa. E tu? Pino. C'è questo ubriaco che si alza verso le 3 di mattina e allora prepara tutto, formaggio, vino soprattutto, e però anche di quel formaggio con il vedi su quel già e allora prepara tutto e esce. E intanto incontra un bel po' di gente, ciao! E allora, mentre sta andando in questo fiume, si mette a cantare. Le caprette pascolando le montagne. Parapam, pam, 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 pam. E vabbè, e arriva a questo fiume, si siede, mette tutto per terra. E allora prende il vino, lo beve mezzo litro e poi se ne va. Viene svegliato da una gallina che si avvicina lì. E allora lui molto diligentemente prende la gallina piena. E allora prende, la spegne e se la mangia. E lì si addormenta un'altra volta. E poi viene svegliato da quest'altra signora che sta cercando la gallina. Allora dice, signor, ma una Buddha vive? No, dice, signor, si fidi di me. Ho visto la gallina, è venuta qua, si è spogliata e c'entra la bulla. Guarda signore, si fidi di me, se sa lottare è viva, se no è morta. Bravo, Costantino. Puoi andare a posto. Allora, ci siamo ripresi un pochettino. E iniziamo adesso. Invito tutti i nostri ragazzi, inizieremo i due tempi dedicati alla musica
musica leggera, canzone melodica italiana, a partire dagli anni 50, iniziamo proprio dal 59 e arriviamo sino agli ultimi brani dell'ultimo Festival di Sanremo. Quindi invito tutti i ragazzi che sono un po' sparsi nella sala, i più alti per cortesia, chiaramente dietro. Se non ci stiamo, togliamo i banchi. E allora, per cortesia adesso vi alzate perché canteremo in piedi. Gianni, per cortesia. Senza fare baccano, adesso piano piano toglieremo tutti i banchi, così riacquistiamo un po' di spazio. Allora, i ragazzi più alti in fondo per cortesia.
Gianni Morandi. Giannicola. Sospendiamo un attimino, nel frattempo si riposano i ragazzi e approfittiamo. Vieni Giannicola. Allora, in questo secondo intermezzo i ragazzi iniziano a essere stanchi, anche voi forse. Allora, ci rilasserà, speriamo. Sempre che non ci siano carabinieri in sala. Altrimenti chiediamo il permesso. Chiedi il permesso. Chi dà il permesso? Gliela appropriamo. Allora, mi raccomando, pulito. Allora, c'è un carabiniere che ci è presentato bene e allora
vedo un po' sfocato. Secondo, no, non vedo lontano e non vedo tanto bene il verde. Allora vede questo bel paio di occhiali. Mi fa, la signorina, li posso provare? Va bene, ma perché vengono 10 milioni? Perché sono raggi X. Allora li indossa e vede la signorina Anita. Allora va bene, li compro. Allora, quando va in giro e appena vede una signorina bella, si abbassa gli occhiali e la vede nuda. Allora torna a casa tutto soddisfatto e vede la moglie con il postino. Allora si alza gli occhiali e la vede nuda. Si abbassa gli occhiali e la vede nuda. Si alza gli occhiali e la vede nuda. Allora fa, porco Giuda, 10 milioni di euro. C'è un sommozzatore che incontra l'amico e gli dice: io in fondo al mare ho visto due sottomarini, uno dei carabinieri e l'altro degli americani. E l'amico gli chiede: ma come hai fatto a riconoscere? Beh, ho bussato in quello degli americani e mi hanno fatto ok, ho bussato in quello dei carabinieri e mi hanno aperto. Allora c'è questo carabiniere che si è comprato la macchina nuova. C'è questo carabiniere che si è comprato la macchina nuova, allora va piano per non acciaccarla. Da parte c'è il camion. Il camion frena di colpo e va a sbattere. Allora il carabiniere è tutto preoccupato perché ci vogliono milioni per riparare una macchina. Allora scende il camionista e gli dice: ma perché ti preoccupi? È un agito in tubo. E gli fa: beh, cosa c'entra? Allora tu gonfi da tubo di scappamento e si rimodella. Allora, si mette a e passa la pattuglia degli amici carabinieri e gli chiede: cosa stai facendo? Sto gonfiando l'auto. E i carabinieri gli dicono: e io lo credo che fanno le barzellette sui carabinieri, gonfi con i finestrini aperti. Bravo Capitola, va bene così. Allora, ci siamo riposati un attimo, riprendiamo con l'ultima parte. Riprendiamo con me l'amore di Massimo Ranieri.
scatenarci un grano di zucchero un po' tosto, ritmicamente. I ragazzi sono stanchissimi, ormai siamo stanchi un po' tutti. Tanto vi ringrazio per aver avuto la pazienza di resistere sino a questo punto, sino a quest'ora. E mi stavo dimenticando, non andate via, perché i nostri ragazzi gli hanno preparato un piccolo rinfresco della piccola palestra qui all'angolo. I ragazzi non mi stanno ascoltando, però li invito a non andare immediatamente al saccheggio. I ragazzi mi hanno confidato come sempre, vogliamo mangiare qualcosa anche noi, perché non è giusto che prepariamo sempre per gli altri e per noi non ci viene niente. Ci sarà qualcosa anche per i ragazzi, quindi per favore, ormai abbiamo terminato, vi calmate un attimino, voi vi ricocirate con qualche dolcino, detto, con qualche dolcino. Allora, come al solito, prima di terminare, io passo ai soliti ringraziamenti. Ringrazio prima di tutto i nostri ragazzi, meritano il nostro applauso perché nel corso dell'anno si impegnano per realizzare, secondo bene, questo spettacolino. Ci vuole molta pazienza, lo capite anche voi, per tenere i ragazzi tutti insieme ed è molto difficile. Sono stanchissimi, è chiaro, non resistono più, quindi non gli dico neanche più niente. Ringrazio innanzitutto, ripeto, i ragazzi per l'impegno nel corso di tutto l'anno. Devo ricordare che qualche gelosia nasce sempre quando c'è qualche solista che canta, perché si sceglie sempre tra tutte le voci. Qualche ragazzo voleva cantare assolutamente. Io ho detto, guarda, la nostra festicciola non è un concorso di bravura, ma insomma cerchiamo di dare il meglio di noi stessi. Qualche ragazzo che ha ancora difficoltà di intonazione, cioè che non è stonato ancora, voleva cantare a tutti i costi da solo. Io l'ho ammirato per il coraggio. Io ho detto, guarda, per quest'anno lasciamo le cose come stanno. Il prossimo anno, se i genitori sono d'accordo, se il preside è d'accordo, se i colleghi sono d'accordo, faremo una piccola serata, non dico una corrida, perché corrida sarà sempre. Io non sono d'accordo, loro sono disposti. Ce ne sono una trentina, ecco, sono due. Una trentina sono disponibili. Io ho detto di no, loro hanno insistito. Per adesso continuiamo così. Allora passo ai ringraziamenti. Ringrazio tantissimo il personale ausiliario, mi sembra così perché hanno preparato tutta questa roba, oltre che allestito i vari tavolini, rinfreschi, eccetera. Quindi hanno lavorato tantissimo. Quindi ringrazio i coordinatori, i miei colleghi, in particolare la signora Cherchi, Mariuccia Cherchi, Rio, Cossu, per tutta la parte che ha riguardato la grafica, l'informatica, tutti questi lavorini, questi sono stati fatti tutti dai ragazzi in preparazione e previsione di questo saggio. È vero che ci tengono tantissimo. Dimenticherò qualcuno, non voglio dimenticare tutti, metto tutti insieme, tutti quelli che hanno collaborato e si sono impegnati per questa realizzazione e speriamo di riuscire a ripeterla anche il prossimo anno. Chiaramente sempre così numerosi, anche se gli spazi che abbiamo sono molto limitati. In questi giorni io non ho visto il preside a scuola, non lo so se nel frattempo sia arrivato, non c'è, che è in malattia, non sta molto bene. E allora chiamiamo la vicepreside, che so avesse, ha riferito qualcosa il preside? Va bene, il preside senz'altro si è scusato perché oggi chiaramente non è presente, diciamo già perché non è presente, vuol dire che vedrà in video questo spettacolo, ma io dico che non è la stessa cosa. Questi spettacolini vanno vissuti sul momento, perché visti poi alla televisione perdono molto, perché lo spirito che deve rimanere è quello in diretta e basta. Allora, prima di concludere, non voglio dimenticarmi, Gianni, è vero che il 6 giugno la classe terza A sta preparando una commedia in sardo di un noto autore famosissimo di Pozzomaggiore. La commedia è Ninnia, molti la ricorderanno, ed è tutta in sardo e in rima addirittura, è molto difficile. Io dico che non siamo molto pronti ancora, però tentiamo lo stesso, Quindi il 6 giugno, vero Gianni? Dalle 5 alle 6
rappresentiamo questa commedia, quindi siete invitati a partecipare. Allora, penso di aver ricordato un po' tutti, ringrazio, vedo tanti visinotti, non visigotti, visinotti, perché mi ricordo quando erano così piccolini, adesso sono tutti ex alunni, vi ringrazio che siete venuti, vuol dire che il richiamo è ancora forte e vi invito sempre a partecipare. Allora, concludiamo con l'ultimo brano.